No, vorrei ringraziare di nuovo quest'anno, il quarto anno di convegno su matematici o fisici italiani con una dimensione filosofica. Volevo ringraziare il presidente professore Danieli per questa accoglienza sempre stupefacente, sempre straordinaria qui all'Istituto Veneto e a Venezia. E niente, volevo solo indicare, prima di dare la parola a Yves André, il programma di questo pomeriggio. Ci sarà una introduzione di Fabrizio Palombi eh, come per fare un punto generico sulla personalità di Giancarlo Rota, e dopo ci sarà un intervento di Frédéric Patras su l'algebra di Baxter e la fenomenologia, e ci sarà una pausa alle 16 però, una pausa caffè nell'aula qui vicina. Dunque dopo Frédéric Patras e dopo Albino Lanciani sulla selon Giancarlo Rota, un atout dynamique pour la phénoménologie. Ecco, dunque benvenuti, e questo convegno sarà come i 3 altri precedenti, avrà un stesso parola a Yves André, che è anche socio dell'Istituto Veneto. Merci. À faire perdre de temps, je voulais juste donner quelques informations un peu pratiques sur le déroulement, mais je me suis aperçu que tout avait déjà été écrit par Rota lui-même dans ses fameuses 10 lessons. I wish I had been told before. Et je suis sûr que tous les conférenciers connaissent ça par cœur et qui se conformeront à ces préceptes merveilleux pour donner des bons exposés. Il y en a surtout un que j'ai retenu qui est tellement frappant, qui m'a fait prendre le crayon pour vérifier un petit calcul. Il dit, attention, une bonne conférence ne dépasse jamais le micro-siècle. Comme disait, en fait, l'expression est de von Neumann. On va calculer le micro-siècle, ça fait entre 52 et 53 minutes. Alors sinon, depuis le début, on s'est aperçu un peu de façon expérimentale que comme il s'agit de colloques en collaboration entre l'Istituto Veneto et les institutions françaises, surtout l'école normale supérieure, ça pourrait très bien se dérouler en italien et en français, à condition que ça marche. Et en fait, jusque-là, ça a très bien marché. Ponctuellement, de temps en temps, dans les discussions, ça peut très bien être en anglais. Il ne faut pas que les gens se restreignent de poser des questions parce qu'ils se sentent gênés par la langue. Mais les intervenants, en tout cas, sont libres de choisir leur langue. Et je vais passer tout de suite la parole au premier d'entre eux, professeur Palombi. Giancarlo Rota, il matematico filosofo. Nella città di Cambridge c'è una vasta area verde distesa lungo un'ansa, dove il Charles River scorre pigramente prima di dilatarsi nel bacino davanti all'MIT e sfociare nella baia di Boston. La zona è uno scrigno naturalistico, ricco di piante e di piccoli animali, frequentato da famiglie, gruppi d'amici e appassionati del bird watching. È il Mount Auburn Cemetery, fondato nel 1831 come cimitero rurale e giardino botanico. È stato arricchito nel corso di quasi 2 secoli di storia da tombe ed edifici monumentali, senza soffocare però il respiro dei suoi vastissimi spazi verdi. Al visitatore europeo può lontanamente rammentare il Père Lachaise di Parigi o il cimitero acattolico di Roma, sebbene la sua atmosfera rarefatta
sia libera dalla gloria tragica della Comune, dalle complicazioni diplomatiche della capitale italiana e soprattutto dalla congestione delle due metropoli. La sua quiete accoglie l'ultima dimora di importanti docenti delle principali università del Massachusetts, come il geologo William Barton Rogers, fondatore dell'MIT, e il filosofo Robert Nozick, famoso docente di Harvard. Un viottolo asfaltato si inoltra nel parco, lasciandosi alle spalle l'ingresso principale e le zone più frequentate dal pubblico, per snodarsi attraverso i bassi declivi e i morbidi rilievi che addolciscono l'area del cimitero, sino ad arrivare a una piccola radura. All'ombra di un arbusto da fiore d'origine orientale si trova una piccola lapide di pietra, che sembra quasi appoggiata sul fitto e corto manto erboso. Il visitatore vi può leggere una laconica incisione in stampatello maiuscolo. Giancarlo Rota, mathematician, philosopher, 1932-1999. Parole che comunicano i tratti essenziali della vicenda umana e intellettuale di uno straordinario studioso che è stato sinora l'unico docente a potersi fregiare del titolo di professore di matematica applicata e di filosofia dell'MIT. Poche parole che sottendono la storia di un intellettuale italo-americano, figlio dell'ingegnere Giovanni, nipote della matematica Rosetta e dello scrittore Ennio Flaiano, ma soprattutto del secolo breve, fatto di grandi conquiste e tragedie, coerenza e contraddizioni. Giancarlo Rota, il matematico filosofo. Il titolo del convegno che inauguriamo oggi non poteva essere più felice, perché ci impegna ad analizzare l'ampio spettro di studi e ricerche comprese nell'impressionante binomio inciso sulla sua lapide, matematico-filosofo. Un campo vastissimo che ha condotto Rota a oltrepassare il proprio specifico ambito professionale per interessarsi di fisica, informatica, processi industriali, riflettere con grande passione sulla fenomenologia e sulla filosofia della matematica e proporre stimolanti intuizioni sull'educazione, la psicologia e la politica. Si tratta di esaminare questo orizzonte di problemi, ingrandirne alcuni, evidenziare potenzialità e limiti di altri, tentando di mettere, per così dire, a fuoco una visione panoramica basata su una distanza teorica e su una freddezza di giudizio che Rota avrebbe apprezzato, o forse, per meglio dire, preteso. Infatti Rota era assolutamente contrario alle agiografie e criticava aspramente quello che definiva come il pregiudizio dell'interpretazione monolitica della personalità. Una definizione coniata da lui per stigmatizzare quella sorta di effetto alone che trasforma ogni scienziato o artista in un santo. Rota rivendicava la sua personalità complessa, il suo stile di vita, l'ampio spettro dei suoi interessi scientifici e culturali e desiderava essere sempre valutato in tutte le sue componenti. Potremmo forse dire, parafrasando il fortunato titolo di un libro di Jacques Derrida, che tutto il nostro convegno sarà dedicato agli spettri di Rota. Proveremo a dire qualcosa nella nostra relazione sulla pertinenza o sul valore
di questo riferimento al grande filosofo francese, mentre, in questo discorso d'apertura, preferiremmo soffermarci su alcune accezioni del sostantivo spettro. Esistono numerosi significati scientifici del termine, tra i quali ricordiamo innanzitutto quello più diffuso e comune, entrato nel lessico quotidiano, che indica l'effetto della scomposizione d'un'onda e, in senso lato, un'operazione di analisi che scinde un'entità complessa nelle sue componenti. Quindi spettro è anche un arcobaleno. Parlare di spettri di Rota significa provare a scomporre metaforicamente la sua ricerca nei molteplici campi che l'hanno caratterizzata, isolando temi ed argomenti, al fine di studiarne la struttura logica e soprattutto il carattere storico, per poi svilupparli e comprendere le loro complesse relazioni reciproche. L'interessante varietà degli interventi nel nostro programma affronta molti di questi ambiti e rende tutti noi impazienti da ascoltarli per poter chiarire e approfondire le questioni che abbiamo ereditato dal matematico filosofo. Non bisogna trascurare che gli spettri di Rota sono anche un gioco di parole, quasi un motto di spirito, che avrebbe divertito il nipote di Ennio Flaiano. Infatti, la teoria spettrale è anche uno dei campi della matematica, ai quali Rota ha fornito il suo importante contributo nel corso della sua lunga carriera. Rota era celebre non solo per la sua abilità nel fornire risposte e soluzioni, ma soprattutto per quella di proporre le domande appropriate, di formulare problemi di grande importanza. In ambito matematico questo approccio possedeva un grande valore euristico, come dimostrano per esempio la congettura formulata da Rota nel 1967 sulla massima dimensione di un'anticatena nel reticolo delle partizioni di un insieme finito, oppure, per ricordarle un altro, uno dei suoi ultimi articoli, pubblicato nel 1998, un anno prima della sua morte, dedicato ai 10 Mathematics Problems I Will Never Solve. Lo stesso approccio caratterizzò anche la sua scuola, la scuola combinatoria di Cambridge, che Rota fu capace di costituire intorno a sé, coordinando le ricerche di allievi e colleghi, e che fu il centro di un vasto campo di ricerche combinatorie sviluppate nella zona di Boston, a cavallo tra gli anni 60 e 70. In ambito filosofico, il suo approccio ha accompagnato o addirittura anticipato grandi questioni d'ordine scientifico, come l'intelligenza artificiale e Internet. Ha formato e almeno informato fenomenologicamente diverse generazioni di studenti, ma non è stato privo di alcune significative controindicazioni. Pensiamo ad alcuni suoi articoli di carattere programmatico, nei quali sono elencati questioni e problemi che considerava urgente risolvere, ma la cui soluzione era demandata a un generico approccio fenomenologico. Uno degli esempi più importanti è costituito dalla relazione husserliana di Fundierung, più volte evocata nei suoi scritti, senza tuttavia mai affondare su di essa la lama del metodo fenomenologico, la lente di ingrandimento della meriologia o l'adesivo almeno della ricostruzione storica. Altre volte ha proposto all'attenzione importanti questioni, come la riforma della logica in senso fenomenologico, in un modo per così dire enigmatico, abbozzando solo vaghe indicazioni e lasciando ai posteri il compito di interpretarle.
Questo approccio, affascinante e provocante insieme, ha avvicinato molti studenti e scienziati alla riflessione filosofica, ma ha creato talvolta alcuni equivoci, come nel caso del confronto tra filosofia husserliana, psicologia e intelligenza artificiale. Questo problema è stato approfondito lo stesso anno della morte di Rota, soprattutto all'insegna della cosiddetta naturalizzazione della fenomenologia, e che è stata successivamente declinata nei termini della cosiddetta neurofenomenologia. Si tratta di un interessante programma di ricerca di grande impatto sul dibattito filosofico di inizio millennio, che è stato sostenuto e legittimato anche in Italia, proponendo, ed è questa la questione di nostro interesse e pertinenza, calcolate citazioni di Rota. In effetti, alcuni suoi scritti si prestano a una simile interpretazione, sebbene riteniamo che la loro ricontestualizzazione nei testi originari, dai quali sono stati, per così dire, estrapolati, e soprattutto nella sua opera complessiva e nel suo senso del rapporto tra scienza e fenomenologia, mostrerebbe che Rota non avrebbe condiviso questo approccio, reputandolo come una forma di riduzionismo. Infatti Rota dedica interessanti pagine all'analisi fenomenologica della genesi dei concetti scientifici e ai due versi opposti e complementari con i quali essa deve essere studiata. Proviamo a riassumere sommariamente e velocemente questa duplice prospettiva usando un generico esempio estrapolato proprio dalla ricerca neuroscientifica. Nel primo verso, nella prima direzione scientifica appunto, il fenomeno della comprensione umana è reso ovviamente possibile dal nostro corpo e dal suo sistema nervoso, che nell'attuale fase storica vengono spiegati scientificamente per mezzo dei neuroni e della loro complessa organizzazione. Si tratta della prospettiva scientifica che ha prodotto straordinarie conquiste e conoscenze sui meccanismi cognitivi umani. Non dobbiamo però dimenticarci che è anche possibile scambiare il punto di vista e individuare un secondo verso nel quale è il fenomeno della comprensione umana che, in senso logico e storico, rende possibile la scoperta del neurone. È questa la prospettiva filosofica che considera la cellula nervosa come un concetto derivato che appartiene alla scienza e non a quella che la fenomenologia descrive come l'originario essere nel mondo. Insomma, per così dire, i neuroni non sono caduti dal cielo, ma possiedono anch'essi una loro storia, come tutto il sapere umano. Rota è convinto allora che la riflessione filosofica sul fenomeno della comprensione non possa essere integralmente sostituita o scambiata dalla ricerca scientifica per i diversi obiettivi, interessi e tempi che caratterizzano le due imprese. La prima, quella filosofica, si situa sul piano del senso, si avvale di modelli argomentativi rigorosi ma imprecisi e affronta problemi che possiedono una vita millenaria. La seconda, quella scientifica, studia le cause, usa procedimenti esatti
e sviluppa concetti che però si trasformano e invecchiano rapidamente sotto la spinta del progresso scientifico. Allora la critica husserliana al naturalismo e allo psicologismo hanno condotto Rota a ritenere che l'analisi filosofica del fenomeno della comprensione sia un fenomeno originario, ovvero sia non possa essere ridotta, sostituita o confusa con alcuni dei concetti scientifici che oggi sono di straordinaria attualità. Rota, prima di morire, aveva descritto tra questi i moduli mentali, il quoziente intellettuale e la straordinaria ricerca sul patrimonio genetico umano. Questi esempi devono prepararci a esaminare uno spettro di questioni sempre molto interessanti, ma non altrettanto chiare, perché separate da confini indefiniti o confusi. Il programma del convegno pone all'ordine del giorno quelli che ritengo siano i principali costituenti degli spettri di Rota, affrontando fondamentali questioni fenomenologiche con gli interventi di Albino Lanciani e Carlos Lobo, la problematica relazione tra ricerca filosofica e matematica con le relazioni di Frédéric Patras, Charles Alunni e Marco Rigoli, e quella tra matematica e scienza con i contributi di Étienne Klein e Pierre Cartier. Non bisogna però dimenticare un'altra accezione di spettro che ci impone di fare memoria e di elaborare una volta ancora il lutto per la morte improvvisa d'un maestro e di custodire e di gestire un lascito complesso. È un'eredità viva che ci ha permesso negli anni successivi alla sua morte di intessere all'ombra protettrice del nome di Rota nuove amicizie e soprattutto nuovi rapporti scientifici, tra i quali voglio ricordare qui per tutti quelle con Albino Lanciani e Charles Alunni. Sono due generosi studiosi che ci hanno invitato e coinvolto nell'organizzazione di questo evento all'Istituto di Scienze Veneto, il cui titolo ci pare oltremodo appropriato o, per meglio dire, ispirato. Lo spettro e i suoi sinonimi, come fantasma e apparizione, posseggono un significato ben più ampio di quello scientifico, riguardante letteratura e credenze popolari, che l'atmosfera romantica del Mount Auburn Cemetery non può non evocare. I fantasmi sono anche antenati e progenitori scomparsi, che ispirano l'azione di coloro i quali, a qualsiasi titolo, si considerano i loro discendenti, veri o presunti, elettivi o adottivi. Gli spettri sono porzioni della nostra storia, ideale o reale, che ritornano a interrogarci sulle nostre origini, ma anche e soprattutto sul nostro futuro. Rota prediligeva la storia ideale, la trasmissione consapevole e condivisa di un'eredità culturale costituita, lui diceva, dalla ricostruzione delle intenzioni, piuttosto che da quella dei fatti. Quella, diceva Rota, che si può effettuare soltanto alla luce di un problema attuale che funge da movente. Uno dei problemi attuali di Rota, e anche oggi attuale, era costituito dal riduzionismo, che attaccava, criticava, incalzava da diversi fronti e direzioni, beffandosi in particolare delle sue declinazioni genetiche. La dimostrazione di questo suo atteggiamento intellettuale è una delle sue più feroci recensioni, che fu, per così dire,
dedicata alla biografia di Hilbert scritta da Constance Reid. Rota è stato addirittura feroce con questo libro, che aveva ai suoi occhi la colpa di fondarsi su quella che chiamava la mitologia genetica, in nome della quale l'autrice scriveva ha inventariato coscienziosamente tutti gli antenati di Hilbert e le loro professioni, nella vana ricerca di scoprire qualcosa che possa farci presagire il suo talento matematico. In proposito, è curioso ricordare che il cognome Rota è diffuso in tutto il paese, perché, secondo alcuni studiosi di onomastica, avrebbe un'antica origine metonimica che riconduce alla ruota o rota degli esposti, ovvero al celebre meccanismo che consentiva alle famiglie indigenti di abbandonare i figli nei conventi, salvaguardando l'anonimato. Rota ha dedicato gran parte della sua vita all'insegnamento universitario. Tuttavia non riteneva che nemmeno le genealogie strettamente accademiche potessero esaurire la totalità dei rapporti culturali e pedagogici. Esiste un database gestito in collaborazione dalla North Dakota State University e dall'American Mathematical Society, denominato Mathematics Genealogy Project, nel quale Rota viene correttamente registrato come allievo di Jacob T. Schwartz, relatore della sua tesi di dottorato dedicata alla Extension Theory of Differential Operators e discussa nel 1956 alla Università di Yale. L'informazione è storicamente esatta dal punto di vista formale e accademico, ma dobbiamo ricordare che Schwartz fosse solo di 2 anni più anziano di Rota e con un approccio alla ricerca nel quale Rota non si identificava. Infatti, malgrado i loro ininterrotti rapporti d'amicizia e collaborazione, non ricordiamo che Rota si sia mai definito nelle nostre conversazioni o nei suoi scritti come un suo allievo, nel senso più ampio e profondo del termine. Invece il maestro da lui scelto era Stan Ulam, grande figura di matematico e scienziato, del quale affronteremo la funzione pedagogica nella nostra relazione, che ammirava e prendeva a modello, anche perché gli permetteva di porsi una sorta di discendenza ideale da von Neumann. La genealogia filosofica di Rota, invece, ci consente di incontrare un altro fantasma del Mount Auburn Cemetery, quello di John Rawls. Il filosofo statunitense è stato uno dei docenti di Rota durante i suoi studi a Princeton ed è stato a sua volta allievo di Norman Malcolm, diretto discepolo di Ludwig Wittgenstein. Questa genealogia potrebbe spiegare, in qualche modo o in qualche misura, la grande influenza del filosofo austriaco su Rota e la sua insistenza nell'interpretarlo in chiave fenomenologica, per conciliare, per così dire, 2 rami della sua ascendenza culturale. Nel Mount Auburn Cemetery sono sepolti anche importanti uomini politici e militari, tra i quali il matematico filosofo si è sempre trovato a suo agio. Rota era un uomo delle istituzioni e, potremmo dire francamente, anche un uomo di potere, come dimostra il lungo elenco delle sue cariche e onorificenze, tra le quali vogliamo qui ricordare quella di membro della National Academy of Sciences dal 1982, vicepresidente dell'American Mathematical Society tra il 1995 e il 1997
e soprattutto quella di consulente del Los Alamos Scientific Laboratory dal 1966 fino alla sua morte, e infine, cosa forse meno conosciuta, la Medal for Distinguished Service conferitegli nel 1992 nella National Security Agency per la sua riservata collaborazione scientifica. Tuttavia, gloria e successo non furono mai in grado di intaccarne la disponibilità, la curiosità intellettuale, la dedizione alla ricerca e all'insegnamento e soprattutto lo spirito critico, l'ironia e la straordinaria autoironia. Per questo è bello immaginare che il suo spirito al cimitero di Cambridge possa sorridere di queste nostre parole e si prepari a donarci una volta ancora un piccolo premio. Ave atque vale Giancarlo. Bene, vorrei ringraziare particolarmente il professore Palombi per questo discorso veramente introduttivo alla figura di Giancarlo Rota, in particolare nel fatto che l'ha situato nello spirito giusto, esatto del nostro ciclo di convegni che abbiamo all'Istituto Veneto da 4 anni, in particolare insistendo sul doppio binomio filosofo-matematico, chiaramente. Avrete notato che uno dei punti che ha sviluppato il professore Palombi era quello dell'importanza della genesi dei concetti scientifici. Un punto teoretico dell'opera di Rota centrale, che arriva anche fino alla storia del neurone, e in particolare sul fatto della storicità, che per Rota è il punto che lo poneva in modo molto radicale alla filosofia di moda degli Stati Uniti e alla filosofia analitica. Avremo l'occasione di tornare su questi argomenti chiaramente durante il convegno, e il problema della mitologia centrale nella riflessione di Rota, che era come Rota, ci sarebbe il problema del romanticismo che lui, anche se come spesso da Rota in modo piuttosto contraddittorio, non sempre deciso. Ecco, dunque ora abbiamo una pausa caffè e dopo riprendiamo con Frédéric Patras e Albino Lanciani.